al via questa nuova programmazione di innesti che interesserà diversi comuni della nostra provincia. Ecco, se ci spieghi un po' quale sarà l'itinerario e quali saranno anche i contenuti di questo evento. Sì, Innesti Festival è l'edizione 0, quella di quest'anno, così l'abbiamo voluta definire. Nasce dalla voglia di portare sul territorio di Grotte, Aragona e Comitini un'offerta che fino ad ora è mancata, ovvero quella del teatro ragazzi, del nuovo circo, del cantautorato siciliano. Nasce proprio dalla volontà di innestare un ramo del Festival Scenica organizzato da Santa Briganti, nostro partner nell'organizzazione di innesti, nel territorio agrigentino. L'idea è quella di sviluppare una sharing economy, la cosiddetta sharing economy, economia di condivisione, dove i rapporti di vicinato aiutano a superare i problemi, a trovare soluzioni. Proprio per questo abbiamo deciso di rivolgerci a vari comuni, Comitini, Aragona e Grotte hanno accettato il nostro invito e sono nostri partner assieme alla Regione. Il programma, che si suddividerà con 10 spettacoli alternati in 5 giorni sui 3 palcoscenici dei comuni, prevede un cantautorato siciliano. Apriremo il 24 a Grotte, il 24 sera alle 21 con un progetto portato avanti da Mimista Errantino, cantautore siciliano, che si chiama Ligenni. Racconterà 8 leggende dell'entroterra siciliano, musicate e scritte da lui. Proseguirà il 25 su Comitini con il Teatro Ragazzi della Compagnia degli Spiriti. Il 26 siamo ad Aragona con 3 spettacoli, 1 al Teatro Armonia e 2 in Piazza Umberto di Nuovo Circo. Chiuderemo il 29 e 30 a Grotte. Sì, è stata un'ottima iniziativa, il Comune di Grotte ha patrocinato diverse iniziative della Biddina, questa è sostanzialmente la terza, infatti oltre a una serie di film all'aperto che ha organizzato l'associazione e una mostra sull'eccesso di colla, questa che rappresenta obiettivamente una delle manifestazioni più interessanti. È chiaro che l'amministrazione ha aderito con particolare soddisfazione, anche perché ritengo che la collaborazione della Biddina possa essere molto utile per la nostra amministrazione per quello che è l'obiettivo futuro, cioè il percorso di riqualificazione e di rivitalizzazione del centro storico, e l'associazione di questi professionisti, perché ormai non sono più ragazzi, per noi è particolarmente utile. Quindi è vero che da un lato il Comune patrocina l'associazione, però è pur vero che sia in termini di immagini, peraltro le loro iniziative ormai hanno una visibilità a livello nazionale, ad esempio a Grotte grazie alla Biddina abbiamo realizzato con degli artisti una serie di graffiti, tra virgolette, di pitture murali che ci hanno portato sui giornali nazionali, e quindi per noi è motivo di soddisfazione ed è una collaborazione che proseguirà anche in futuro. Aderisce con grande orgoglio, tempo fa abbiamo avuto un incontro con il rappresentante dell'associazione La Biddina. Siamo stati così sorpresi piacevolmente di quelle che sono le loro iniziative e quindi aderiamo assieme al Comune di Grotte e al Comune di Aragona a quelle che sono iniziative di ampio recupero culturale e delle tradizioni che un po' sono andate perse nel territorio. Sono delle iniziative che rientrano pienamente in quelli che sono un po' i programmi amministrativi, per cui recuperare i valori culturali, recuperare le tradizioni, coinvolgere i giovani locali, valorizzare parte del territorio fa parte del nostro programma, quindi volutamente abbiamo voluto patrocinare e inserire un po' queste iniziative in quello che è il nostro ricco calendario estivo con grande soddisfazione. Sì, l'amministrazione comunale ha sposato sin da subito quella che era l'idea di portare ad Aragona il festival diffuso. Perché? Perché vede coinvolti innanzitutto 3 paesi limitrofi, appunto Aragona, Comitini e Grotte. Con quale obiettivo? L'obiettivo di far crescere il territorio, di promuovere l'economia, le attività culturali, artistiche e di utilità sociale. Questo grazie alle 2 associazioni che si sono fuse tra di loro, ossia la Biddina e Santa Briganti, fondata da giovani notevoli con l'obiettivo appunto di far crescere il territorio e quello di suscitare l'interesse nei loro spettatori. Quindi un appello ai nostri concittadini di essere numerosi, soprattutto per quanto riguarda la data di Aragona, ossia lunedì 26 agosto, si parte alle ore 21 presso il Teatro Armonia per poi spostarci nel cuore pulsante di Aragona, ossia la Piazza Umberto I, con gli spettacoli delle ore 22 e 22:30. Questo è il primo festival che come associazione organizziamo in collaborazione con Santa Briganti e come partner altre 2 associazioni attive sui territori di Aragona e Comitini. Per noi è molto
molto importante la formula del festival diffuso sul principio della sharing economy, perché permette di intanto far circolare gli abitanti dei vari paesi e quindi far muovere anche l'economia, e poi ci permette di avere un cartellone ricco di eventi diviso sia economicamente che anche in più giornate sui vari comuni, per cui è la sfida, la nostra prima sfida grande, vediamo cosa succederà poi nel tempo. Gli spettacoli sono per tutti, per famiglie, per bambini, ci sono spettacoli di narrazione molto intensi che consigliamo a tutti di venire a vedere, abbiamo la musica sperimentale, i burattini, per cui veramente è un festival veramente per tutti.